Buongiorno ragazzi, in diretta dalla macchina di Ninni, stiamo per partire. Improvvisamente la terra fa così, si spacca. Intanto... È la nostra prima tappa, il radiotelescopio di San Basilio. Eccolo che compare all'orizzonte. Aspetta. È gigante, è gigante. Faccio la polizia. Cosa sono? Ah, i motociclisti. Le mie compagne di viaggio mi dicono che ha circa 36 metri di diametro, se si ricordano bene, ed è un'eccellenza della tecnologia qui in Sardegna. Cerchiamo nuove forme di vita? Forse. E qui siamo alla seconda tappa, siamo nel comune di Ballao e siamo venuti a vedere un pozzo sacro, quello che chiamano Savuntana Guerta. Dovrebbe essere proprio un pozzo con una copertura in stile nuragico, quindi andiamo a dare un'occhiata e vediamo cosa riusciamo a riprendere. La nostra accompagnatrice Bonnie, fai un salutino per la camera. Bonnie. Ah, qui, Bonnie. Bonnie. Allora, è abbandonato ragazzi. Allora, qua stiamo avvicinando proprio al pozzo. Ma c'è la scala qua, da questa parte. Vedete? Ok. No, vabbè, che figata. Che figata ragazzi, che figata. Allora, qui ho montato il faretto perché... Allora, siamo all'interno e vi faccio vedere un po' com'è da qua sotto. Qui non è il caso di proseguire perché è tutto fango, chiaramente, non c'è acqua attualmente. E in ogni caso non sono sicuro della tenuta di questa grata che si vede qui davanti, come vedete, quindi lasciamo così. Però, bello davvero, molto molto carino. Guardate l'uscita. Figo, figo, figo. Bene, usciamo. No, non potete capire. Che meraviglia. E quando mai ti può capitare una cosa del genere? Ciao bello, ciao. Ragazzi, siamo arrivati alla breccia e qui davanti a me c'è un cervo. Ciao bello. Ma sei bellissimo. E qua ci sono dei corpezzoli e siamo proprio all'ingresso del percorso. Abbiamo fatto un po' di casino perché non trovavamo
la strada, ma sembra che adesso sia giusta, quindi proseguiamo qui. Ora, la strada è così, quindi è una discesa che è abbastanza ripida, non so se si capisce esattamente, ma diciamo che l'inclinazione è questa, ok? Quindi guardate com'è poi, tutto ciottoli, quindi occhio, occhio. Molto molto scivoloso e lo percepite, credo, vero? Ok. Pazzetto, guarda. Allora qua proseguiamo lungo la strada, poi vi metto la mappa in sovraimpressione dove parcheggiare la macchina e come arrivarci, perché è un casino, è un vero casino e vi troverete sicuramente persi, quindi poi vi faccio vedere bene, dai. Qua come in banca, si entra qui dentro, aspetta che prima apro l'altro che non voglio rimanere, ok, quindi si apre questo, ok, passate e richiudete quello e poi richiudiamo questo. Allora, qui siamo alla fontanella. Comunque non è questa che stavo dicendo io. No? No, ce n'è ancora un'altra. Quindi ce n'è un'altra di... Ma non c'è il rubinetto, come la apri? Esatto, non c'è. Vabbè, continuiamo. Allora, questo è il terzo cancello e continuiamo sempre verso la breccia. Allora, il percorso è così e poi ci sono anche tutti questi cartelli con le specie. Allora, I suppose questo. Allora incontrerete questi cartelli che saranno una manna, perché il terreno qui è tutto così, lo vedete? Quindi quando trovate un cartello è come se Dio stesso allungasse una mano e vi dicesse: raga, siete nella strada giusta, perché è un casino arrivare qui. Vuoi una foto così, sta? Sto facendo il video. Dai, andiamoci. Andiamo. Allora qui siamo dovuti scendere da qua, è un percorso un po' particolare e qua scendiamo da queste scale che sono abbastanza ripide da quello che vedo. Wow, quindi sostanzialmente non è che stavamo arrivando, ci siamo proprio entrati dentro. Sì. Il che va bene. Allora ragazzi, siamo dentro Sabreccia. Sabrecca. Sabrecca. Mi viene da dire Breccia perché è una breccia, però che meraviglia. Cioè ragazze, non potete... Qua c'è la roccia. Davvero? Sì. Il prendi e poi ci facciamo la foto. Ma di brutto. Ok. Guardate che meraviglia, qui praticamente questa roccia è caduta e ha ostruito il percorso e noi ci passiamo in mezzo adesso. Allora, ok, e poi credo che poggeremo qua, guardate che bello poi anche qui. Qua abbiamo un'altra scala, un'altra rampa e si va avanti così, bellissimo. Una cosa che non avevo notato è questa, ce n'è una qui sopra gigantesca e io ero sotto e non mi ero proprio reso conto. No, aspetta, vedere foto. È troppo bello, da questa parte c'è una roccia gigantesca. Cos'è quella cuneo? Ce ne sono, sì, ce n'è una a Cuneo e poi... Ah, lo devi vedere. Ok, allora continuiamo. Qua, occhio qua. Allora, qua ci sono poi delle corde per tenerci, Wow! Qua la cosa diventa interessante. Qui tutto tenendoci alle corde. Ok. Si scivola di brutto, ve lo dico. Quindi...
non c'è il minimo appiglio. Pochissimo, sì, perché il cane non cade. Qui è tutto ruzzolare? Sì, sì. Qua un attimo, molli la corda e sei giù, eh. Sì. Ok, qua ci sono delle scale. Wow. Qua proviamo a cambiare la luce, vediamo un po' se riusciamo a mettere a fuoco meglio. Ok, siamo quasi riuscita, credo, perché vedo la luce. Sì, qua c'è un'altra scaletta. Opla. Allora, qua vi faccio vedere che ci sono anche questi tratti e chiaramente no, anche no. Quindi continuiamo sulla scala. Ok, qua c'è un altro percorso, un altro tratto con la corda. Ok, sì, allora qua ci sono degli altri fori, quindi occhio. No, no, da qui dovete guardarla. Com'è, bella? Molto grande. E qua? Riprendi sta. Oh mamma! Dobbiamo cravarci. Oh mamma! Riprendi sta Sì, davanti sì. e dietro. Asco, mettimelo nello zaino questa cosa perché io Ci cravi. Cioè... Wow! Cioè, guarda qua sopra. meraviglioso. Guarda gli alberi, c'è la... Bellissimo. Cioè, si è staccato. Poi, Ok, allora qua devo stare attento più che altro a non toccare l'obiettivo. È strettino, eh? No, vabbè. Questo è stile grotta, eh? Sì. Avete visto queste formazioni? Protuberanze. Ok, allora qua Non mi aiuto mi con la sfido, corda. Tanta la testa. Ok, scaletta. Sì, hanno un'alzata strana queste scale. Si sale e si scende. Oddio, questa sarà faticosa, eh? Salita. Ok. Ma secondo voi però ce la dobbiamo rifare anche al contrario per andare? Ok, superata quella parte, una salita incredibile. C'è un'altra scala. Intanto il tempo sta cominciando a cedere e siamo qui sul punto più alto, usciti dalla brecca e il cielo ci sta promettendo acqua, tanta acqua. È da Perdas de Vogo è tutto, venite a visitare questo posto meraviglioso e ciao alla prossima. Sa brecca e sta paras.